momento storico importante per i cattolici sardi. Lo sbarco della statua della Madonna di Lourdes, che toccherà tante località della Sardegna, è avvenuto ad Olbia con tappa alla chiesa mariana di Nostra Signora della Salette. Per tutto il primo giorno, migliaia di fedeli si sono fermati in preghiera davanti alla statua della Vergine dal vestito celeste. Lourdes in questo momento, in questo istante si è avvicinata a noi, si è avvicinata anche a coloro i quali non riescono a raggiungere lei lì in Francia, e lei è venuta anche per trovare noi barellieri, noi malati, noi tutti che aspettavamo questo grande evento. Ecco. La statua, copia unica della Madonna di Massabeille, che viene portata in processione nel sagrato della grotta mariana più famosa al mondo, offrirà l'opportunità ai sardi di un contatto diretto con la Vergine dei Miracoli. Quelli che sbarcano, che arrivano dal mare, trovano sempre la porta aperta qui, perché noi attraverso questi eventi, che sono sempre un fatto eccezionale, ma coinvolgono tutta la comunità, e suscita anche la fede, la ravviva soprattutto in quelle persone che un po' ormai si sono accomodate, forse un po' raffreddate, ma quando arriva il simulacro della Vergine non ha bisogno di manifesti o di grandi presentazioni, perché lei attira tutti i fedeli, per cui metterci a disposizione degli altri è la cosa più importante e la gioia più grande che si sperimenta. Anzi, si sperimenta proprio quel detto evangelico che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Quindi noi andiamo per dare agli ammalati e invece poi riceviamo tanto da loro, soprattutto per quanto riguarda la speranza nel futuro, che è fondamentale.